Paternò è uno dei territori che ci dà maggior lavoro, c'è una presenza di criminalità organizzata molto forte, che rappresenta un grave fattore turbativo per la crescita dei ragazzi, e allora è importante parlare nelle scuole, far capire che la devianza non paga e provoca sofferenza, ma soprattutto serve più scuola, più amministrazione comunale, più servizi. Oggi ne abbiamo parlato in questo incontro con i rappresentanti della scuola di Paternò, con il sindaco. Io mi auguro che oggi possa essere un momento importante di svolta. Servono servizi sociali sempre più efficienti, scuole a tempo pieno o aperte, la scuola deve ampliare l'offerta formativa, parlare di crimini e di criminalità organizzata non con iniziative spot ma con progetti strutturati, bisogna toccare le corde emotive dei ragazzi e sensibilizzarli sempre più su quelle che sono le conseguenze di determinate condotte. E bisogna, ripeto, ampliare quella che è l'offerta culturale. Il sindaco oggi ha parlato di potenziare i centri di aggregazione culturale, i servizi sociali, introdurre l'educativo domiciliare, qualche dirigente scolastica ha parlato di potenziamento del tempo diciamo, della scuola aperta con iniziative che aiutino i ragazzi a restare fuori dalla strada e da contesti purtroppo degradati. Ho trovato dei ragazzi molto sensibili e devo dire che si può lavorare, le prospettive sono sicuramente positive. E sfidare quello che ci viene apparentemente imposto senza motivo. Questo lo troviamo nella storia dell'uomo. Quello che dico sempre ai miei figli e che voglio dire a voi, la sfida fa parte di noi,